Dolore incommensurabile. Scherzo. Bravo, non si è neanche sentito. Dottor Rigoli, perché vaccinarsi? Perché è l'unico sistema per uscire da questa pandemia. Anche uno dei volti più conosciuti della guerra al coronavirus ha voluto metterci la faccia vaccinandosi questa mattina al Cafoncello con tutto il personale sanitario dell'ospedale trevigiano. È proprio una forma di rispetto sociale. Perché possiamo salvare l'intera comunità. Altissima l'adesione attraverso un sistema di prenotazione informatica. A quelli che dicono che questo vaccino è stato troppo poco, diciamo così, sperimentato, cosa si risponde? Si risponde con un articolo del New England Journal of Medicine che ci dice che ha passato la fase 3 con 40.000 pazienti testati con un'efficacia del 95%. Una risposta a questo contagio che ha riportato in prima linea anche tanti medici in pensione, questa mattina in fila come tutti gli altri per la vaccinazione. Perché vaccinarsi? Perché è un criterio di sicurezza personale e sociale, è un dovere assoluto. Per favore, chi deve proseguire degli istituti? Avanti, se non siamo in regola si resta fermi. Hanno avuto il loro bel da fare i quasi 60 steward schierati da MOM per garantire il ritorno in classe di oltre 20.000 studenti trevigiani con loro polizia locale e protezione civile. 27 i nuovi mezzi, 100 le corse in più. Nel piazzale della stazione di Treviso l'ora X scatta alle 7:30, questo è il nodo più delicato della Marca. La criticità principale subito emersa riguarda la concentrazione di ragazzi alle fermate di Via Roma, poi fatti defluire verso le navette sotto il cavalcavia, un nodo su cui si interverrà già nelle prossime ore. Resta la differenza tra il rispetto delle norme anticontagio e la percezione dell'effettivo carico dei mezzi. C'è una percezione diversa, anch'io ce l'ho avuta. Abbiamo però contato le persone, sono nei limiti del 50%. Non c'è distanziamento, questo purtroppo sull'autobus non esiste distanziamento. Le restrizioni imposte dai protocolli Covid, ci si è messo anche il maltempo che per tutta la giornata di domenica ha rovesciato sulle Dolomiti pioggia e neve come non ci fosse un domani, sicché le prime due gare d'apertura dei mondiali 2021 valide per la medaglia di combinata sono state annullate. Condizioni proibitive per la sicurezza degli atleti hanno imposto lo stop e per il recupero si attendono le decisioni dei tecnici. Incertezza anche per i due Super G di martedì perché le previsioni meteo dicono che il tempo volgerà il bello tra un paio di giorni. Nell'attesa si parla della cerimonia inaugurale dell'unico evento sportivo autorizzato in pandemia. Sotto la pioggia e nonostante la neve, insomma, è stato comunque un momento che ha dato un segnale di ripartenza. Lo sport nel mondo riparte da Cortina e questo comunque è un segnale estremamente positivo. Ha ucciso il suo bambino di 2 anni e mezzo, poi si è tolto la vita. Il fratello, che lo aspettava per pranzo, è andato a cercarlo a casa insieme al padre, facendo la sconvolgente scoperta. In un istante la comunità di Castello di Godego è piombata nell'incubo più atroce. Un suo figlio, il 43enne Egidio Battaglia, ha soffocato il piccolo Massimiliano mentre la moglie Adriana era al lavoro. Poi, nel bagno dell'appartamento in piazza Città di Bovis, si è suicidato colpendosi con un coltello al petto e alla gola. Non avrebbe retto alla diagnosi di autismo fatta al bambino, come lo stesso Battaglia avrebbe spiegato in una lettera lasciata insieme alle sue ultime volontà sul tavolo della cucina. Shock, incredulità, silenzio, a malapena qualche parola pronunciata con un filo di voce. Mi dispiace, non me la sento, mi viene a piangere se ci parlo. Il fratello Stefano e il padre Fortunato hanno cercato di entrare dalla porta di casa, ma all'interno c'era la chiave. Servendosi di una scala sono saliti fino al terrazzo e da lì nell'appartamento dove ormai tutto si era già compiuto. La moglie di Egidio, dipendente di una cooperativa che distribuisce i pasti all'ospedale di Castelfranco, era al lavoro. Avvisata e arrivata sul posto, è stata colpita da un malore e portata via con l'ambulanza. Chi sperava che i numeri del contagio ci risparmiassero le misure più dure è rimasto deluso. Da lunedì anche il Veneto passa in zona rossa e si torna a vivere come un anno fa, un inizio di primavera chiusi in casa. Inizia un nuovo difficile periodo di restrizioni che si spera sia l'ultimo. Ovvio che le ripercussioni soprattutto economiche saranno forti e quindi l'appello al governo è quello che insieme alle chiusure vengano annunciati anche i ristori.
però mi pare di aver capito che il governo Draghi, supportato questa volta anche dalla Lega, va esattamente in questa direzione, quindi sono convinto che anche i supporti economici arriveranno, e poi chiedo anche di fare grande attenzione a quegli aspetti morali e psicologici che ci stanno mettendo davvero tutti a dura prova. Tanto non scendo, io non posso parlare, senza il mio avvocato non parlo. La voce al citofono è quella della madre del quindicenne rinchiuso nel carcere minorile di Treviso con l'accusa di aver tentato di uccidere, aggredendola e accoltellandola, la 26enne di Marocco di Mogliano Marta Novello, che ieri pomeriggio verso le 17 stava facendo jogging poco distante da casa, in via Marignana. E l'ipotesi della rapina finita male non convince. Chiusi nel loro silenzio la madre del ragazzo e i nonni, al capezzale della figlia, l'ingegner Luigi Novello, già presidente di quartiere, e la moglie Chiara, molto attiva in parrocchia. Marta, raggiunta da 20 colpi di coltello, è stata operata ieri in serata all'ospedale Cafoncello per essere stabilizzata. Ricoverata in terapia intensiva e in prognosi riservata. Le famiglie dei due ragazzi abitano a poche centinaia di metri l'una dall'altra, ma se i due giovani si conoscessero al di là di incrociarsi in paese resta da chiarire. I negozianti l'hanno visto crescere qui nel quartiere, il quindicenne. Visto da piccolo e insomma non ci si aspettava una cosa del genere, ecco. È una cosa che non è giusto anche perché ho un bambino a casa di 11 anni che il cane è suo e non gliel'ho ancora detto e non so neanche come dirglielo. Saletto di Breda, alle 10 di stamattina, lungo l'argine del Piave, il proprietario di un vivaio avvisa Sabrina Caputo, che abita a Candelù, di aver trovato il suo cagnolino, Cioco, agonizzante, al collo la pettorina con la medaglietta di riconoscimento, sul fianco un foro e una chiazza di sangue, ucciso con uno sparo forse o un colpo di forcone. L'unica cosa che mi viene da dire è stata una cosa crudele, perché posso capire che un cane possa dar fastidio perché magari è entrato dentro una proprietà privata, tutto quello che vuoi, però dal momento in cui c'ha un collarino, c'ha la medaglietta, c'ha un numero di telefono, chiama e mi chiami e mi dice guarda che c'è il tuo cane qua, vieni a prendertelo. Quindi non posso dire altro che sì, un atto crudele e basta, perché non si può fare una roba del genere. La proprietaria dell'animale ha subito sporto denuncia. Sul posto i carabinieri, la polizia locale, il servizio veterinario dell'ULS 2. Un cagnolino di 3 anni, Cioco, che gironzolava spesso in questa zona. Cosa vuoi giocare tu? Con la palla? Chi ci vive e ci lavora lo conosce, un cane docile, dicono, che non dava fastidio a nessuno. Le indagini ora mirano a individuare il responsabile. La disperazione di genitori che hanno appena perso un figlio di 23 anni. Mattia Battistetti, schiacciato da un bancale di ferri per impalcatura, precipitato da diverse decine di metri mentre veniva sollevato da questa gru. Immagini dell'ennesimo incidente sul lavoro accaduto questa mattina intorno alle 8:30 in via Magellano, a sud degli orti urbani di Montebelluna. Teatro della tragedia questo cantiere dell'impresa Bergamin, che per alcune fasi della costruzione si avvale di ditte specializzate, come per l'innalzamento dell'impalcatura e l'Altedil di Trevignano, dove era assunto il giovane Mattia. Oggi, come da qualche giorno, il 23enne era al lavoro tra i due condomini in costruzione e stava passando da un manufatto all'altro con un collega. Poi, ma questo è il vaglio dei rilievi dello Spisal, questo cavo d'acciaio si sarebbe strappato. Ho sentito un tonfo e subito pensavo che fosse caduto magari un'armatura, un pannello. Era un colpo forte e dopo si è sentito arrivare i pompieri, l'ambulanza. Allora ho previsto che c'era qualcosa di più serio. 15 quintali di ferro tra centine, ponti e rinforzi sono precipitati addosso al giovane Mattia, che in quel momento si sarebbe trovato proprio sotto al bancale in sollevamento, sfiorando invece il collega uscito illeso dall'incidente. Nulla da fare per i soccorsi arrivati dal vicino ospedale. Il 23enne sarebbe morto sul colpo. Subito sono stati avvertiti la mamma Monica, che fa l'insegnante, il papà Giuseppe, che lavora in ospedale. Entrambi successivamente sono stati portati al pronto soccorso per lo stato di grave prostrazione dopo aver visto quanto era accaduto al loro figlio. Disperazione anche dalla sorella Anna, che più tardi ha voluto vedere di persona dove era morto suo fratello. Solo nella tarda mattinata la salma di Mattia Battistetti è stata recuperata dall'ammasso di ferro e lamiere, mentre i rilievi dello Spisal sono proseguiti fino al pomeriggio per stabilire le esatte cause della tragedia. La Coppa
al cielo la felicità liberatoria dopo la grande impresa, vincere la Champions League contro le turche del Vakif. 64 vittorie consecutive, 4 trofei, Supercoppa, Coppa Italia, Scudetto e Champions League. Limoco nell'Olimpo della pallavolo mondiale, Conegliano capitale del volley femminile. Un quarto set al cardiopalma, un tie break partito male, subito riequilibrato, un'immensa Paola Egonu, 40 i palloni messi a terra. Sono super emozionata, felice dopo un anno lunghissimo, super fiera di me stessa. È stata dura, durissima. La dedico alla mia famiglia, a Conegliano, la prima Champions. Sono onorata di essere qui e di averla vinta con loro. L'appello è 50-59. Sono gli ultimi giorni per prenotarsi, bisogna che si prenotino. È iniziata con questo appello l'inaugurazione del nuovo centro vaccinale all'ex Maber di Castrette di Villorba. 5.700 metri quadrati che da mercoledì andranno a sostituire l'attuale polo al Bocciodromo di Carità, quello alla dogana di Treviso e quello di Lughignano di Casale sul Sile. Area messa a disposizione dalla Progest di Bruno Zago, che ha provveduto anche agli allestimenti tutti in cartone riciclato. Oltre 100 le persone operative ogni giorno tra medici, infermieri, assistenti sanitari, esercito e protezione civile, che all'inizio faranno oltre 4.000 vaccini. È uno dei 60 centri del Veneto, abbiamo passato i 2 milioni di inoculazioni, quindi considerate che oggi possiamo dire con tranquillità, proprio da oggi, che un veneto su 3 ha già avuto almeno una dose di vaccino. A noi forniscono 200.000 dosi la settimana. Considerate che il nostro potenziale di vaccinazione oggi è di 100.000 dosi al giorno. È proprio in virtù di questi numeri che il Presidente vede diversi segnali positivi. Un primo risultato noi lo vediamo nelle terapie intensive e nei ricoveri. Le fasce d'età vaccinate non rappresentano più pazienti nostri. Bravo. E questa è l'immagine che sintetizza l'inaugurazione del tratto Bassano Ovest Montebelluna dell'autostrada pedemontana veneta. Il presidente Zaia è in centro alla carreggiata, poche ore prima venga aperta al transito con alle spalle il massiccio del Grappa, segno indelebile di unione tra il Bassanese e la Marca. Un viaggio iniziato dal casello di Bassano Ovest con una guida d'eccezione. Abbiamo considerato come tempi di percorrenza, danno dei numeri secondo me strabilianti. Ad esempio Montecchio Spresiano li percorreremo in 50 minuti e oggi ci vuole 1 ora e 20. Più la si utilizzerà, più avremo possibilità di abbassare i pedaggi. Perché comunque poi l'opera va pagata, ragazzi, cioè, l'opera è gratis, è impossibile. Quindi diciamo che tutto il guadagno che poi arriverà verrà reinvestito nel territorio e nel Veneto? Assolutamente sì, da qua non scappano i soldi, cioè i pedaggi che pagano i veneti restano in Veneto. Sono con me, sono sicuro, non c'è nessun problema. Ah, ok, quindi siete insieme, sì. Insomma. Sì, siamo insieme. Per rispetto di mio cognato, mia nipote e mia sorella, non rilascio dichiarazioni a nessuno, non offendetevi, ma la situazione non è bella. Poche parole soppesate e sofferte, quelle di Denis Mariotto, fratello di Bruna, la donna di 51 anni uccisa dal suocero ottantenne Lino Baseotto nel tardo pomeriggio di mercoledì in questa villetta di via 24 maggio tra Visnadello e Lovadina di Spresiano. Con un fucile da caccia regolarmente detenuto, l'uomo ha sparato un colpo in pieno volto alla donna sull'uscio di casa. Poco dopo, nel capanno degli attrezzi, ha rivolto l'arma contro se stesso e si è ucciso con la stessa folle modalità. Alla base una lite, l'ennesima, il fastidio che l'uomo nutriva nei confronti del cane di Bruna, un chihuahua. Abbaiava troppo la sua lamentela ricorrente. Una tragedia di cui è stata testimone diretta la figlia della donna e nipote di Lino, non ancora tredicenne, che per l'appunto ora si trova con il padre Claudio accudita a casa dello zio materno Denis in una località del Trevigiano. Hanno fatto irruzione forzando la finestra di un balcone dietro la villa, hanno minacciato con i cacciaviti la famiglia. È accaduto nella notte a San Bugè di Preganziol. 3 i malviventi incappucciati con il passamontagna, in mano gli arnesi da lavoro, quelli che utilizzano per scassinare porte e finestre. Il piano lo avevano studiato bene nei minimi dettagli. Probabilmente sapevano che all'interno della villa Marcello del Maino c'erano i coniugi, 81 e 79 anni, ma forse non che fosse appena rientrata dall'Inghilterra la figlia Matilde, 44
54 anni ed è stata proprio lei che ha sentito alcuni rumori sospetti e si è alzata, ha sorpreso i 3 già all'interno della villa. I malviventi le hanno puntato contro il cacciavite, mentre uno la bloccava in una stanza, gli altri sono andati nelle camere dove hanno trovato gli anziani genitori minacciati e immobilizzati nella stessa maniera. I rapinatori si sono fatti consegnare i monili che avevano addosso, poi hanno preso alcuni pezzi di argenteria e dei contanti, circa 1 migliaio. Infine se ne sono andati lasciando sotto shock la famiglia. Immediatamente è stato lanciato l'allarme. Sul posto si sono precipitati subito i carabinieri. Hanno agito velocissimi andando a colpo sicuro i banditi che alle 4 della scorsa notte hanno assaltato la gioielleria Sinopoli nella centralissima Galleria Avogadro di Mogliano Veneto. In 2, con il volto travisato da passamontagna e armati di mazze e martelli, hanno forzato la porta d'ingresso e nonostante il sistema d'allarme fosse entrato in funzione e fosse attiva la videosorveglianza, in 2 minuti esatti hanno spaccato una decina di vetrine arraffando costosi orologi e gioielli. Poi, probabilmente disturbati, sono usciti salendo a bordo di una BMW Serie 5 con targa straniera condotta da un complice che li aspettava in Piazza dei Caduti. Qui i malviventi sono stati intercettati da una gazzella dei carabinieri che si trovavano in zona ed hanno sentito l'allarme. Certificazione valida. Bene, certificazione valida, in pochi secondi abbiamo fatto l'operazione. Sì, in pochi secondi viene fatta questa operazione, ho scaricato l'app del Ministero della Salute sul mio telefonino, anche sul tablet della palestra. Adesso ho usato il mio telefonino, diciamo che è un'operazione molto semplice e comoda. Con igienizzanti e mascherine le palestre fanno i conti da tempo, il Green Pass quindi è l'ultimo tassello di un puzzle complesso, forse l'unico viatico arrivati a questo punto per garantire un autunno di operatività per strutture che hanno sulle spalle complessivamente oltre un anno di chiusura. Io sono favorevole a tutto ciò che ci permetterà di continuare la nostra attività che ha subito delle chiusure prolungate, diciamo molto faticose da assorbire, da digerire, per cui io punto a rimanere aperto, a poter lavorare e se questo è uno strumento che me lo permetterà, ben venga. Tra un manubrio e una lat machine i clienti stanno ritornando, ognuno con la sua storia, come quella di Ivan, 19 anni. Non sono vaccinato, ho avuto il Covid a maggio, per fortuna ho ottenuto il Green Pass e per fortuna posso continuare a venire qua in palestra. Raffiche di vento impressionanti, una scuola scoperchiata, cimiteri danneggiati e poi alberi sradicati, viabilità e linee elettriche in tilt, lunghi blackout. Sono stati 200 nella Marca gli interventi ai quali sono stati chiamati i vigili del fuoco da ieri sera, quando si è scatenato il temporale che ha interrotto il lungo periodo di caldo opprimente. Danni nel capoluogo, Treviso, con decine di alberi abbattuti dal centro ai quartieri, ma a essere maggiormente colpita è stata l'area tra Ponzano e Castelfranco, dove per tutta la giornata sono proseguiti gli interventi di messa in sicurezza di strade ed edifici. A Istrana, dove la conta dei danni è già arrivata a 100.000 euro, il vento ha scoperchiato la scuola elementare. La copertura è stata trasportata a decine di metri di distanza fin sulle case intorno. Alberi danneggiati nello storico parco di Villa Lattes, mentre in un altro parco a Vedelago il maltempo si è accanito sui giochi per i bambini. E qua siamo nel parco di Villa Cappelletto della Biblioteca Comunale di Vedelago e come avete potuto vedere c'è stato veramente un bel gran disastro. Ci abbiamo impiegato anni per riuscire a sistemare questo parco, acquistando anche i nuovi giochi per i bambini e insomma tutto il lavoro fatto è sfumato. La memoria di Gino Strada per sempre vivrà su una ripida parete di roccia alla nord-ovest di Cimagea, nelle Dolomiti d'Oltrepiave, che si affaccia sul Cadore ed è accessibile dalla Val Cimoliana. L'impresa, compiuta lo scorso luglio da 3 noti alpinisti bellunesi, Luca Vallata, Davide Cassolle e Giacomo Demenec, è stata dedicata al fondatore di Emergency, morto il 13 agosto scorso. Abbiamo voluto dedicare la via a Gino Strada perché tutti e 3 in maniera assolutamente unanime riteniamo che sia uno degli italiani più importanti del nostro tempo, quindi ci sembrava davvero un gesto doveroso per mandare avanti la memoria, insomma, di Gino, di quello che ha fatto e della sua maniera di vedere il mondo e la vita. Aiutare le persone in difficoltà nel DNA di 2 dei 3 componenti della cordata, alpinisti e membri del soccorso alpino. Ci sta molto a cuore, secondo noi le persone che sono in difficoltà vanno in generale aiutate, quindi sebbene ci muoviamo in campi estremamente diversi abbiamo un comune denominatore, ovviamente non nelle azioni
lui ha dato un contributo incomparabilmente più importante del nostro, ecco. Però insomma ci sentiamo vicini a livello sentimentale alle sue azioni, ecco. Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo arriva al centro vaccinale di Villorba accolto dal presidente del Veneto Luca Zaia. La sua presenza è il sigillo dell'avvio di una nuova fase, quella delle terze dosi. Si comincia con i pazienti super fragili, oncologici, trapiantati, immunodepressi in generale, 160.000 a livello regionale, già 1 migliaio quelli che si inizia a vaccinare all'ex Maber. Zaia fa da cicerone, mostra la struttura al commissario, lo porta lì dove si preparano le dosi, ottimizzando, come fatto fin dall'inizio, il contenuto dei flaconi. Mi ricordo quando mi ha inviato il disciplinare su come tirar fuori una dose in più. Ci saluti ai cittadini in attesa che applaudono. Grazie, grazie a voi. Da dove sei? Il Veneto è pronto a somministrare la terza dose, cosiddetta booster, anche ad altre categorie come anziani e sanitari. EMA ed FDA non hanno autorizzato la terza dose, ma per Figliuolo non è un problema. Non c'è bisogno di EMA ed FDA per la terza dose. Noi abbiamo i nostri sistemi, c'è l'AIFA e quindi ci siamo abbiamo visto cosa fanno i paesi europei che sono vicini a noi e che ci fanno da riferimento. La ballerina Caroline Smith, padovana di adozione, giurata di Ballando con le stelle, testimonial della terza dose di vaccino. La riceve con accanto il presidente del Veneto Luca Zaia e il commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Si sente più sicura adesso? Sì, ma mi sentivo sicura anche con 2, però adesso mi sento meglio sicuramente con la terza va bene, perché devo girare, perché iniziamo parlando con le stelle che siamo circondati dalle persone, capito? Il vaccino è libertà? Certo, io voglio vivere, voglio uscire, voglio lavorare. L'indomani della vittoria su Piero Garbellotto, Fabio Chies ritorna da sindaco in municipio in quell'ufficio che ha dovuto lasciare il 6 novembre dell'anno scorso, quando la città è stata commissariata. Buongiorno sindaco. Sembrava un po' di tornare a casa, è un anno che non ci siamo, ho trovato tutto com'era, i dipendenti stavano lavorando, è stato un piacere risalutarli di nuovo da sindaco e è un piacere rientrare in questa struttura, tante cose da fare, mi vengono in mente i cantieri che abbiamo in piedi. Il telefono che squilla in continuazione, oltre 1200 messaggi a cui rispondere, le chiamate delle istituzioni, dal prefetto al questore. La proclamazione nel pomeriggio, già da domani la piena operatività. Un paio di settimane di tempo, dice Chies, per formare la giunta che rimane la grande incognita. Dialogo avviato con il PD, visto l'accordo pre-ballottaggio, ma porte aperte nell'azione amministrativa anche a Garbellotto e alla Lega. Si apre una fase nuova anche per Conegliano, noi abbiamo la maggioranza con le nostre liste, però abbiamo un ottimo rapporto col PD che ci ha dato l'appoggio durante il ballottaggio e anche un rapporto personale con la Lega, per cui penso che sarà un consiglio comunale nel quale potremo partire con numeri ampi per poter fare subito le cose importanti per la città. Il corteo è aperto da una decina di bambini che con le mani alzate camminano dietro alle volanti della polizia. A scandire i loro passi, cori, slogan e canzoni diffuse da megafoni, microfoni, casse amatoriali. I manifestanti invocano la libertà, alla fine sono almeno 5.000, un numero che sorprende anche loro stessi. In maniera ordinata avanzano da via Roma per proseguire lungo il percorso concordato con le forze dell'ordine. Nessuna deviazione, nessun disagio, il corteo è pacifico. Insulti e grida fuori dal coro arrivano solo alla vista dei giornalisti, anche la nostra telecamera viene toccata, l'operatore spinto. Giornalista, terrorista, giornalista. Non vi basate sulla scienza, vi basate su partiti politici. Noi col Green Pass? Voi siete la manovalanza del partito. Basta. A Roma hanno andato dei fascisti, forse sì, c'era un centinaio di persone, ma non parlano di tutta l'altra gente che c'era. Erano solo dei terroristi quelli che c'erano sabato scorso a Roma. Non avete paura che ci siano infiltrazioni anche qua? Come fate a controllare? Può darsi, ma no, ma siamo tranquilli, c'è la polizia. Molti di loro erano a Trieste e da tutto il Trevigiano hanno risposto alla chiamata. Non intendono mollare, questo è il messaggio che rivolgono al governo, ma anche ai cittadini che ai lati della strada o sui balconi assistono al lungo sfilamento.
Viviamo momenti storici, epici, e siamo qua nella ripresa, è già grande, è già bello. Esatto, e soprattutto tornare tutti insieme ancora una volta a ribadire questo nostro spirito comune. Assolutamente sì, è un'amicizia che abbiamo consolidato e che viviamo, ecco, ciascuno nei nostri cuori. Chiediamo con forza quello che già la Regione Veneto e la Regione Friuli hanno già chiesto, un ritorno a un servizio obbligatorio per i giovani. Chiediamolo, non dobbiamo avere paura. Lo grida alla piazza il presidente nazionale degli alpini Sebastiano Favero, lo ribadisce ai sindaci. Per trasmettere alle nuove generazioni i valori di unità, di solidarietà, i valori delle penne nere, va ripristinato per i giovani un periodo di servizio alla comunità. È necessario coinvolgerli se vogliamo unità, se vogliamo capacità di trasmettere i nostri valori anche al futuro. È quello che noi chiediamo. Dal cuore della città, che celebra i 100 anni della sua sezione, Favero spiega che i campi scuola sperimentali di quest'estate hanno dato ottimi risultati. Anche alla luce dello sforzo compiuto durante la pandemia, gli alpini sono titolati a chiedere al governo di riaprire il capitolo leva. Noi non pretendiamo che sia la leva di una volta, pretendiamo semplicemente che tutti i giovani facciano un momento di servizio agli altri. So cosa vuol dire avere il Covid e i sintomi che da esso ne derivano e quindi ho scelto poi di vaccinarmi. Promuovere il più possibile la vaccinazione perché altri non vivano ciò che lui ha vissuto. Per questo Larry Pizzo, il sindaco di Sarmede, ha voluto trasformare per un giorno il municipio in ambulatorio, chiedendo in particolare la presenza del direttore generale dell'ULSS, Francesco Benazzi. Scelte consapevoli, considerando che all'esterno chi non è favorevole alla vaccinazione generalizzata ha comunque potuto esprimere la propria opinione, confrontandosi con i cittadini. Sì, sono passato in mezzo ai 4, 5, non so, 10 personaggi che ci sono qua fuori che volevano quasi imponermi di leggere le loro ragioni, io non ho voluto e c'è stato anche qualche battibecco, ma ha finito là, insomma. Confronti inevitabili in uno dei comuni trevigiani con la più bassa percentuale di vaccinati. 2 sono i fattori che secondo me hanno condizionato le scelte. Primo, la confusione che si è ingenerata all'inizio della campagna vaccinale e mi riferisco in particolar modo al vaccino AstraZeneca. 2, c'è chi tra i miei concittadini ha scelto proprio di aspettare, di passare l'estate e vaccinarsi ora, con la convinzione poi di avere una maggior protezione per i mesi che verranno, quelli invernali più freddi e forse anche i più pericolosi. Non si può mentire, non si può mascherare, quindi la verità va denunciata, va detta nell'amore, nella pace, nella comprensione, senza mai più ribellioni e proteste. Sesto piano, Vittorio Veneto, reparto Covid. Lorenzo Damiano, leader del movimento Norimberga 2, ultracattolico, una delle voci più forti e ascoltate contro la dittatura sanitaria, non vaccinato. Questa volta esce da guarito. Dopo aver contratto il Covid, per parlare con noi davanti ad una telecamera. Sarà dimesso tra pochi minuti, pronto per tornare alla vita. Ad attenderlo giù la moglie. Sorretto come sempre da una fede fortissima, Damiano racconta lo stupore alla scoperta della positività, la paura di morire, l'autenticità del lavoro di medici ed infermieri per farlo tornare a respirare da solo. Credetemi con tutto il cuore, se io avessi fatto quel vaccino anche pur sperimentale, non avrei avuto le conseguenze, che ho avuto. Qual è stato il suo più grande errore, secondo lei allora? Qual è stato lo sbaglio? L'errore è essere pieni di se stessi a volte. E infatti in questo tempo essere svuotati di se stessi è l'esperienza che Gesù ha passato durante la passione. Allora, in seguito
Cadore un episodio del genere non era mai accaduto. L'epilogo tragico e inimmaginabile. Una rapina stile arancia meccanica, sorpreso nel sonno Angelo Mainardi, 82 anni, calzolaio in pensione, che viveva da solo in un'abitazione a pochi passi dalla chiesa illuminata dal volto di Papa Wojtyła e dal municipio. Siamo in via Riva e al 190 che abitava il signor Angelo Mainardi, persona molto conosciuta qui a Lorenzago. In questo momento ci sono gli uomini del nucleo investigativo del comando provinciale di Belluno che stanno eseguendo i rilievi all'interno dell'abitazione, dove nella notte tra sabato e domenica all'incirca attorno all'1:30 il signor Angelo è stato vittima di una rapina compiuta, si pensa, da tre persone, da tre individui mascherati con il volto coperto sicuramente da passamontagna. L'anziano è stato legato e forse malmenato dai malviventi che sono fuggiti con il denaro raccimolato in casa, all'incirca 200 euro. Attorno alle 4 del mattino Angelo Mainardi è riuscito a liberarsi, ci raccontano i parenti che abitano nella palazzina attigua. Ha chiamato l'ambulanza, ha chiamato i carabinieri, il medico l'ha visitato, ha detto che i parametri erano tutti normali, che non serviva andare in ospedale. Verso mezzogiorno il maresciallo dei carabinieri di Vigo di Cadore è tornato da Angelo. La cognata gli ha portato il pranzo pronto, poi il dramma. Alle 2 mio marito, che ballava la neve, è entrato in casa a vedere com'era, era in faccia, morto. Il corpo dell'uomo è stato portato all'obitorio di Belluno, dove saranno eseguiti gli accertamenti disposti dalla magistratura. Nell'abitazione di Angelo Mainardi, posta sotto sequestro, per tutta la mattina hanno lavorato i carabinieri del nucleo investigativo di Belluno, che hanno raccolto elementi utili alle indagini. È stato condannato a 6 anni, 8 mesi e 4 giorni. È stato riconosciuto un vizio parziale di mente. E adesso attendiamo la motivazione, faremo sicuramente appello. 6 anni e 8 mesi di reclusione, a cui si andranno ad aggiungere altri 24 mesi di misura di sicurezza. È la pena comminata questa mattina dal Tribunale dei minori di Venezia al sedicenne di Marocco di Mogliano, che il pomeriggio dello scorso 22 marzo in via Marignana aggredì Marta Novello, studentessa di 26 anni, mentre faceva jogging, colpendola con oltre 20 coltellate. In aula, al momento del pronunciamento della condanna, insieme all'avvocato difensore Scussat, c'erano lo zio e il nonno del sedicenne, che il neuropsichiatra infantile ha suggerito di non far partecipare all'udienza. Solo una volta è stato ascoltato a processo e su richiesta del giudice aveva chiesto scusa. Il collegio presieduto da Patrizia Botteri ha di fatto accolto la richiesta del PM Giulia Dal Pos, partita da una pena complessiva di 14 anni. Il ragazzo ha beneficiato dello sconto di 1/3 della pena per il rito abbreviato e di una serie di attenuanti, tra cui, come detto, il vizio parziale di mente. Il movente rimane la rapina. L'adolescente, che a marzo aveva 15 anni, voleva procurarsi dei soldi per comprare dello stupefacente, della marijuana da fumare insieme agli amici. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP. Benvenuti al Meteo. Prima domenica del nuovo anno, con una situazione meteorologica non molto diversa da quella dei giorni scorsi, ancora tempo stabile. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica del 2 gennaio evidenzia un contesto tranquillo, merito dell'alta pressione che porterà ancora cielo sereno in montagna. In pianura poco nuvoloso con nubi basse e varie nebbie durante le ore più fredde, e così aumenterà anche l'inquinamento atmosferico. Temperature stazionarie minime tra -2 e 5 gradi, massime comprese invece tra i 6 e i 10 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo qualche addensamento sulle zone pianeggianti, ma prevarrà comunque il sole. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo sempre un ampio soleggiamento, cielo limpido o al massimo velato, e non sono attese piogge. Temperature minime intorno a 1-7 gradi, massime gradevoli sui 14 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.
Aglio bianco Polesano DOP. Oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP.